Garbi, lei è sindaco di Salemi, questa bella e storica cittadina. La conosciamo tutti anche come un grande estimatore della Sicilia. Pensando di parlare alla nostra clientela, quali pensa che siano le suggestioni che possono indurre i viaggiatori a intraprendere questa esperienza magnifica che è proprio il Tour della Sicilia? Beh, intanto la Sicilia è le Sicilie, è una varietà straordinaria di luoghi, città, paesaggi, e quindi chi arriva a Palermo, dopo aver visto le meraviglie di Palermo e anche il suo inferno e la sua dannazione, trova un paradiso di paesaggio che è il Val di Mazzara andando verso Trapani. E al centro del Val di Mazzara c'è Salemi, ma intorno a Salemi ci sono una serie di testimonianze di civiltà straordinarie che comunque da sempre invitano al viaggio, e sono Segesta, Selinunte, Erice, Castelvetrano, Mozia, Marsala. E quindi non si dà persona che abbia sensibilità, gusto e intelligenza che non sia andata a Mozia o non sia andata a Segesta. Io, nella mia esperienza anche di viaggiatore, a Salemi ero passato, ma oggi si ha una doppia o tripla ragione per venirci, perché qui si può fare campo per muoversi intorno ai siti che ho ricordato, e ci sono comunque motivi di attrazione che anche nel versante meno universale, che è quello della civiltà antica e greca, ma rispetto a un'altra dimensione universale del male, che è quello della mafia, io ho voluto fosse uno straordinario museo della mafia di grande suggestione, che diventa un elemento in più per fermarsi e vedere, oltre ai monumenti antichi, anche questa testimonianza. C'è un museo del paesaggio con i più bei paesaggi italiani e tutta la letteratura che li accompagna e tutte le suggestioni per vedere in Sicilia, e non solo in Sicilia, i paesaggi mirabili d'Italia. E c'è un museo del Risorgimento che indica che qui è iniziata l'impresa garibaldina, qui Garibaldi dal municipio ha dichiarato il suo intendimento di fare l'Italia unita, qui è stato 4 giorni felice mentre era stato un po' infelice a Marsala, qui ha iniziato è il primo atto della Gazzetta Ufficiale italiana, porta come luogo di indicazione dell'atto Salemi. Il 2011 sarà per l'arte antica, per l'arte moderna e per l'arte contemporanea un anno in cui, venendo in Sicilia, si avranno molte sorprese, molte riscoperte, molte riaperture, e la prima capitale d'Italia da cui si irradia tutto questo percorso che ho indicato è appunto Salemi, e quindi venendo a Salemi uno inizia, e iniziando di qua il suo viaggio in Italia ha la possibilità di vedere le cose che ho detto nella Val di Mazzara e nel Trapanese. Anche la città di Trapani tra l'altro è molto mutata dopo che l'American Cup l'ha riabilitata nei suoi palazzi e nei suoi monumenti, quindi ci sono tra Salemi e Trapani delle realtà nuove sul piano delle città, e poi ci sono le città morte o le città antiche come Segesta e Selinunte e la meravigliosa Mozia, cioè un uomo non può essere detto tale se non è stato a Mozia.